Lei comprerà qualcosa? Penso di no, penso proprio di no. Soldi ne ho pochi, quindi i saldi non mi interessano al momento. Ne abbiamo approfittato pochetto perché con sta crisi che viene avanti, anzi che siamo già in piena crisi. Grazie Orsoni. Bisogna risparmiare. Assolutamente. Prima giornata di saldi nel veneziano all'insegna della prudenza. Soldi in tasca ne girano pochi. La clientela non è mancata nei negozi di Piazza Ferretto a Mestre come nei centri commerciali e negli outlet, ma gli acquisti sono stati fatti all'insegna del risparmio e della moderazione. Partenza insomma con il freno a mano tirato, a smorzare forse i facili entusiasmi di qualche operatore economico. Già approfittato. Grazie. Ha fatto un buon affare? Ha fatto un buon affare. Si possono fare dei buoni affari? Sì, bisogna avere tempo, tranquillità e soldi. E un po' di soldini. Primi saldi a Mestre anche per il nuovissimo centro commerciale Nave De Vero. Buono l'afflusso di gente registrato fin dal mattino. Mi piace questa nave di vetro, molto bella, elegante, ci sono tantissime cose, però per le donne dei 60 anni non c'è tanto, a dire la verità, più per ragazzine e giovani. Tra il volantino e la realtà c'è una piccola differenza, cioè non si trovano tutte le merci che sono descritte nel volantino. All'outlet di Noventa di Piave non c'è stato l'assalto degli anni scorsi, ma l'afflusso della clientela è stato buono e costante durante tutta la giornata. Vista la chiusura alle 23, probabile che il boom delle presenze coincida con la serata, quando la gente ritorna dalle spiagge. Tutti d'accordo sulla linea dura annunciata dalla polizia locale nei confronti di automobilisti e pedoni. Chi è indisciplinato deve essere tassato, multato. Lei ha attraversato sulle strisce? Sempre. In effetti anche i pedoni dovrebbero rispettare le regole, no?